Eder. Mech. Pallister. E io però a questo punto approfitto di Gabriella perché io ce l'avrei una domanda da fare, perché c'è un punto che non mi torna molto e non capisco, no? Quindi è in uno, diciamo, dei verbali stesi dalla polizia, da cui risulterebbe da loro dichiarazioni che loro, cioè lei, il compagno e Sterpin, il 3 di gennaio del 2022, quindi poco prima del ritrovamento di Liliana nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico, sarebbero proprio andati lì loro tre. È una circostanza veritiera, nel senso che è andata così? Come mai proprio in quel luogo così particolare? Non Si sono informi illazioni. meglio. Allora, Guarda, lei dice un sacco sì, di cose perché mi su sta Sebastiano facendo- che ad oggi sono cioè, tutte illazioni. le- Qualche tempo prima. Guarda, io non ho mai fatto mistero che non credo assolutamente all'ipotesi suicidio, credo che si tratti di un omicidio. Ritengo che probabilmente forse ci vorrebbe un approfondimento medico-legale, perché evidentemente c'è da chiarire qualche altro aspetto, ma indubbiamente, ripeto, i pezzi di questo puzzle vanno ormai in una direzione che non è quella suicidaria. Questa signora voleva vivere, stava organizzandosi un'altra vita, in maniera anche concreta, cioè come divorziare senza un avvocato, vuol dire che lei aveva già in testa di divorziare ma non voleva spendere soldi con l'avvocato e quindi ora si può fare, essendo due soggetti chiaramente adulti senza figli minori, quindi poteva farlo, si stava organizzando l'appartamento, la ricerca, ormai molti di noi non fanno ricerca da agenzie immobiliari, vanno online e in 3 secondi ci trovi tutto quello che vuoi, per cui lei si stava organizzando la vita con Claudio. Sebastiano continua a dirci che erano tremendamente felici e sereni ed è evidente che si sbaglia. Ora, si sbaglia o sapeva bene che non era così e sta continuando ad accreditare uno scenario che ormai cade a pezzi? Perché qui è il punto, la svolta è questa, cioè lo sapeva, come io francamente ritengo verosimile, che Liliana stava progettando una vita senza di lui oppure no? Perché qui è il bivio, qui c'è lo spartiacque. Tutto qui. Ma non è che per caso ha ragione Sebastiano, è che Claudio Sterpin è un mitomane che si è inventato tutto. Ma in realtà ci sono i riscontri di tipo deduttivo, cioè lui è quello che si attiva immediatamente, è quello che si preoccupa subito perché sta donna sparisce, è quello che allerta i vicini dicendo vai a vedere se è successo qualcosa, cioè questo testimonia che una relazione significativa c'era perché è stato il primo ad allarmarsi obiettivamente. In più aveva un appuntamento con lei quel giorno, i tabulati sicuramente confermeranno quello che sta dicendo, io non credo che Sterpin abbia mai detto cose non in qualche modo non vere. La relazione, a mio modo di vedere, c'era e come, e lo testimonia proprio quello che lui fa il giorno in cui lei sparisce. Peraltro a ridosso di un appuntamento importante, perché era proprio il famoso bivio, ce l'aveva davanti ormai Liliana, perché avrebbe pianificato con lui un weekend proprio a ridosso della scomparsa. E io però a questo punto approfitto di Gabriella perché io ce l'avrei una domanda da fare, perché c'è un punto che non mi torna molto e non capisco, no? Quindi è in uno, diciamo, dei verbali stesi dalla polizia, da cui risulterebbe da loro dichiarazioni che loro, cioè lei, il compagno e Sterpin, il 3 di gennaio del 2022, quindi poco prima del ritrovamento di Liliana nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico, sarebbero proprio andati lì loro tre. È una circostanza veritiera, nel senso che è andata così? Come mai proprio in quel luogo così particolare? Non sono illazioni. Allora, lei dice un sacco di cose mi sta facendo che ad oggi sono illazioni, sta facendo che ad oggi sono illazioni, sta facendo che ad oggi sono illazioni. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.